E allora ecco che ci vuole proprio un gruppo di studi che recuperi documenti, che recuperi fatti, che recuperi avvenimenti, che recuperi anche il senso giuridico della richiesta sia dell'applicazione dello statuto sia della richiesta di indipendenza, perché alla Sicilia non fu dato il diritto al referendum. No, non è che non fu dato il diritto all'indipendenza che non dipendeva da loro, ma ci sono altri fatti, altri retrofatti che dobbiamo conoscere e che portare a conoscenza. Cioè praticamente quando Garibaldi nel 1860 si autonomina dittatore e fa uno di quei decreti che non significavano niente, che erano pasticciati e che solo il colonialismo culturale di oggi considera possibili, però quando Garibaldi assume la dittatura dello Stato siciliano, perché lo Stato siciliano non era stato approvato, e l'Inghilterra che gestiva tutta questa situazione lo sapeva, quindi doveva dare immediatamente una veste giuridica per massacrare il popolo siciliano. Paradossalmente gli diedero contemporaneamente il riconoscimento dello Stato siciliano come nazione siciliana, anche se non nominato, e la licenza di uccidere, di saccheggiare, di distruggere la Sicilia stessa. Insomma, ci sono fatti, ripeto, e vorrei ricordare, qui infatti già ho scritto e detto tante volte, che è vero che quando nel 1848, che tra l'altro fu una rivoluzione indipendentista e fu creato uno Stato indipendente di Sicilia, con le dovute sviolinate alla Lega Italica, perché l'Inghilterra voleva uno Stato unico, quindi non gradiva l'indipendenza di singoli Stati, così come non gradiva, dobbiamo dire la verità, l'indipendenza della Repubblica Romana, e diciamo che fece il salto di qualità con il Risorgimento, perché fu quello che fecero le rapine, gli stupri, le violenze, eccetera, in nome di Garibaldi e per conto di Garibaldi, poi restarono al potere. E oggi noi non rifacciamo la storia, sappiamo bene che cos'è la mafia, sappiamo bene che la mafia impedisce lo sviluppo della Sicilia, sappiamo bene che la mafia è contro la Sicilia e la Sicilia deve essere contro la mafia, sappiamo bene i tanti sacrifici che si sono fatti, però diciamolo francamente, ancora il territorio, con tutto il rispetto di chi lavora, noi commemoriamo sempre i caduti, le vittime della mafia, perché hanno dato un grosso contributo e hanno ottenuto un grosso risultato, che è quello della nuova coscienza del popolo siciliano, che mentre prima era tollerante e comprensivo nei confronti della mafia, oggi c'è una forte coscienza che isola la mafia, però con altrettanto senso del dovere e della responsabilità. Dobbiamo dire che ancora oggi il territorio è in mano alla mafia, quindi in questa lotta alla mafia, fatta salvo la professionalità di chi vi opera, c'è qualcosa che non va. E non va perché? Perché la morale della mafia è la stessa che usano i partiti politici quando fanno le lottizzazioni, quando fanno clientelismo, quando impongono le loro scelte. Cioè bisogna combattere, come è stato detto giustamente nel congresso di ieri, non solo la mafia come struttura e come uomini, ma bisogna combattere anche e soprattutto la cultura mafiosa, che è più diffusa di quanto noi stessi non possiamo immaginare, perché quando i partiti, l'ho detto poco fa, si mettono d'accordo per compiere un'illegalità, non si ha, lo diceva questo anche Montalbano, non si ha il massimo della democrazia, si ha il massimo della disonestà, si ha il massimo della corruzione, si ha il massimo dell'illegalità e così via, è una serie di fatti. Allora noi che cosa chiediamo? Chiediamo sempre, e siamo grati a chi lotta contro la mafia, però diciamo sempre che ci vuole una legislazione più adeguata, ci vuole un comportamento, bisogna scoprire la moralità di chi fa il pubblico, bisogna moralizzare la vita pubblica, come chiedeva Finocchiaro Aprile in Parlamento, che fu deriso e isolato, però Finocchiaro Aprile denunziò fatti che poi si rivelarono veri: il finanziamento illecito dei partiti, le lottizzazioni trasversali che interessavano e coinvolgevano tutti. E questa lotta per la moralizzazione chi la deve fare se non il popolo siciliano in prima persona? Finocchiaro Aprile denunziò fatti che poi si rivelarono veri: il finanziamento illecito dei partiti, le lottizzazioni trasversali che interessavano e coinvolgevano tutti. Questa lotta per la moralizzazione chi la deve fare se non il popolo siciliano in prima persona?